Questa letteratura di evasione popolare, sì, che non è pubblicità della... L'Italia era... Esattamente. Adesso, per esempio, pensare a uno scrittore ungherese, un romanzo ungherese, difficile, beh, ci sono ovviamente, però non è così popolare, no? No, tra la parte Marai, che è stato tradotto quasi tutto ormai dalla ma non ha quella popolarità che aveva sia la letteratura ungherese e il cinema ungherese tra le due guerre mondiali, a Cinecittà appunto, no? Il cinema cosiddetto dei telefoni bianchi, quindi tutti quei filmetti se ne fanno anche in Italia, ma arrivano in Italia a Cinecittà attori, registi ungheresi, tra cui l'Ungheria ha una grande tradizione nel cinema, nella cinematografia, grandi registi e produttori che poi sono stati tantissimi a Londra o in America. Mi sembra Metro Goldwyn Mayer era ungherese, fondatore della Metro. Sì. È ungherese, Mayer era ungherese, quindi vanno in America. Sì, beh, poi c'è e in Italia arrivano ungheresi negli Stati Uniti. Anche Hollywood era ungherese. Sì, anche Hollywood. Sì. E a Roma Cinecittà arrivano attori e registi ungheresi, e c'è questo filone dei telefoni bianchi. Che viene prodotto a Roma. Prodotto a Roma, tra le due guerre. Quindi stabilità economica, sviluppo culturale. Il ministro Klebersberg, il ministro della cultura, per quelli erano ministri della cultura che assegnavano alla cultura, al ministero, quindi quote non 001 ma con due cifre decimali molto consistenti, ed è in questo periodo nel 29 che viene aperta, fondata l'Accademia ungherese a Roma, no? Se non sbaglio nel 29, no? Viene poi proprio in questo periodo una sede poi il Palazzo Falconeri, il Palazzo del Rinascimento, una sede prestigiosa, eccetera, in Italia invece viene dato il Parlamento storico, l'Istituto Italiano che viene insediato nel Parlamento storico ungherese, cioè nel 48-49, e attualmente siamo andati anche a visitarlo quando siamo stati a è sede dell'Istituto Italiano di Cultura, è il vecchio Parlamento, che il nuovo è quello che è risultato di Dio, che conosciamo, neogotico, sotto appunto fino a il Parlamento storico è adesso proprietà dello Stato proprietà del Stato italiano, sì, è territorio, anzi non si è mai capito se è territorio italiano, Stato territoriale, ho chiesto non è tanto chiaro, quale sia questo stato giuridico. Bene, quindi c'è questo grande sviluppo, anche c'è dei passi avanti anche per quanto riguarda in politica. Nella Betle c'è anche un accordo, sono banditi i comunisti, il partito comunista non esiste, nessuno può fuori legge, bandito, eccetera, eccetera. Non così i socialdemocratici, e anzi c'è un tentativo di Betle di recuperare proprio i socialdemocratici. Infatti la socialdemocrazia ungherese ha una sua tradizione che poi si manifesterà nel 56. Sì, certamente. Ada Ketli, eccetera. Sì, c'è esattamente. C'è questo tentativo di accordo, cioè Betle vuole recuperare quindi i socialdemocratici a una partecipazione più attiva, democratica nel Parlamento ungherese. Si arriva quindi all'occupazione nazista dell'Ungheria nel 1944, e Horthy ha le responsabilità, viene convocato da Hitler in Baviera, nel castello di Klesheim, quando è già tutto deciso, insomma, a mezzanotte, quindi il giorno 19 o 18 marzo, il 19 l'alba, insomma, già a mezzanotte passano i carri armati, passano il confine austriaco e entrano in Ungheria. Anzi, in quel castello c'è un incontro tra Hitler e Horthy, non c'è neanche l'interprete, a parte Horthy sapeva benissimo il tedesco, e anzi quando era comandante dell'armata nazionale dava gli ordini, gli scriveva in tedesco perché era abituato appunto, e c'è qualche battibecco, perché si sentì gridare, ma ormai la cosa era già decisa. I tedeschi arrivano sul castello di Buda. Horthy poi è costretto prima c'è un cambio di ministri, si passa quindi sempre più con primi ministri sempre più spostati, diciamo, dalla parte della Germania, eccetera, un inasprimento quindi della repressione contro gli ebrei, eccetera, eccetera, l'olocausto, e
arriva a un certo punto Horthy è costretto a firmare l'affidamento dell'incarico di primo ministro a Saraci, che Horthy odiava perché anzi è stato messo in prigione, poi liberato contro la volontà di Horthy, a capo di questo movimento, a capo di questo di Croce Frecciate, che già di estrema destra legato quindi neonazista. C'erano diversi movimenti che sorgono già prima del 35, già nel 35 le Croci Frecciate di Saraci hanno poi anche, come è successo in Germania, avanzano anche appunto, vengono eletti in Parlamento, nel campo politico, democraticamente, voglio dire, appunto, fanno un'avanzata, non prendono il potere con colpo di Stato, praticamente lo prendono appunto con questa ordine obbligato nel corso della guerra, Weselmayer, il 44. 44. E quindi firmato l'incarico di primo ministro a Saraci, Horthy lascia l'Ungheria. È solo Saraci che avviene l'episodio di Perlasca che scusa perché là che si diventa le deportazioni delle sono state bloccate da Kallay, primo ministro Kallay, e da Horthy stesso, e vengono riprese appunto con Saraci, vengono riprese peggio di prima, insomma, cioè, lì ho i casi, quelli visti anche nel film di Perlasca, no? Che è stato ripresentato, mi sa, tempo fa è stato ripresentato alla nostra TV, e legati, buttati nel Danubio, eccetera, eccetera, quindi si arriva quindi per questo periodo relativamente breve, ma duro, di dominazione nazista, cui segue appunto un periodo duro e lungo, molto più lungo, di periodo della sovietizzazione appunto dell'Ungheria, liberazione, come si vuole intendere, per alcuni liberazione, per altri un'altra occupazione straniera. Quindi faccio un piccolo passo indietro. Bisogna riandare, e lo diciamo nell'introduzione di questo libro, se vogliamo, come i mali dell'Ungheria, anzi l'Ungheria contemporanea, alla fine nasce, ma si sentiva lo stesso allontanato, l'Ungheria contemporanea nasce per certi versi, per certi aspetti, nel 1514, non nel 48 o nel 14-15 il congresso di Vienna o nel 67, ma diciamo per certi aspetti nel 1514 con la rivolta dei contadini di Doja George. I nomi poi li trovate Doja è ben importante, Doja è importante perché ZSA, no? ZSA con la C sulla O, ZS si pronuncia come Jo in francese. Doja, George GY, o quei puntini RGY, capo della rivolta contadina nel 1514. Che viene repressa duramente, eccetera, eccetera. Doja George viene bruciato, no? Arrostito sul trono viene messo un trono arrostito vivo, insomma, su una specie di sedia elettrica, e finisce, ma sotto c'è un inasprimento, abbiamo una riferbolizzazione dell'Ungheria, con 3 anni dopo con il tripartitum di Vergoezzi, eccetera. Quindi tu fai inserire lì alla formazione. Perché poco dopo, questo porta, siamo già alla crisi, c'è già Mattia Corvino, la crisi ungherina per quelli, ma qualche anno dopo il tripartitum, 12 anni dopo la rivolta dei contadini finita male, l'Ungheria è già in declino, però si arriva al 1526, che è la famosa sconfitta, la debacle di Mohacs, da parte dell'Ungheria, che perde, viene sconfitto la Polonia degli Jagelloni, poi, no? Luigi II Jagellone ci ha creato questa grande formazione. Avevamo avuto la direzione degli Jagelloni dal 1490, morte di Mattia Corvino, al 1526, ma debole, già dietro Luigi II Jagellone ha sposato la sorella di Ferdinando, Maria. Era legato con gli Asburgo. È legato agli Asburgo, e quindi qui la corona poi passerà poi appunto, già c'era forti legami, qui già c'era forte
era forte l'influenza asburgica sull'Ungheria. E la sorella anche di E la sorella aveva aveva sposato Ferdinando, contratto da duplice matrimonio dall'inizio del 1500. gli Asburgo, sapete, si ampliano attraverso i matrimoni, no? Attraverso i matrimoni, il contratto che era stato fatto ancora, non era ancora nato Luigi II, già